Il documento di economia e finanza è al voto della Camera dopo l'intesa raggiunta nella maggioranza in mattinata. Barbara Romano. Scontato il via libera al DEF, il documento che individua la strategia economica per i prossimi anni. Sulla risoluzione di maggioranza, infatti, l'accordo è stato raggiunto in mattinata. Le forze politiche hanno deciso di puntare sull'unico obiettivo che accomuna tutti, lo scostamento di bilancio. Nel DEF occorre uno scostamento di bilancio che sostenga da subito famiglie e imprese. Sul fronte europeo spingiamo per un recovery fund energetico. Contro il caro energia serve un debito comune europeo. Maggiore cautela dal PD, che ultimamente ha rotto il tabù dello scostamento per aiutare famiglie e imprese a far fronte al caro bollette. Importante proteggere il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori e sostenere le imprese e le famiglie rispetto al caro bollette. Questo abbiamo chiesto al governo e il documento di economia e finanza che oggi votiamo va nella direzione giusta. Pure l'EU è favorevole ad ulteriori spese in deficit, contraria solo Italia Viva. E anche il centrodestra si associa al partito trasversale dello scostamento sollecitato da Salvini e Berlusconi, che ieri si sono visti ad Arcore. L'imperativo resta no a più tasse. Sul DEF siamo molto soddisfatti del fatto che siano state accolte le nostre richieste sulla proroga del 110% per le unità unifamiliari, sulla rateizzazione delle cartelle di Equitalia. Per quanto riguarda la delega fiscale, come è noto, i punti problematici che noi abbiamo individuato sono la riforma del catasto e il sistema duale. La maggioranza si ricompatta anche sulla riforma della giustizia. Nel vertice di ieri sera tra la Guardasigilli Cartabia e i capigruppo ha retto l'accordo raggiunto in commissione. Dall'opposizione intanto Fratelli d'Italia boccia la politica economica del governo. Con la delega fiscale e la riforma del catasto l'unico risultato sarà l'aumento delle tasse e della pressione fiscale. Fratelli d'Italia dice no, soprattutto in questo momento, ad ogni aumento delle tasse per i cittadini italiani.